1 su 10. 1 su 10 sono i veneti che hanno il colesterolo oltre i limiti. E le evidenze scientifiche ci dicono come il rapporto causale tra elevati livelli di colesterolo e eventi cardiovascolari siano importanti. È quindi necessario lavorare molto sul tema della prevenzione per poter rispettare quelli che sono i livelli lipidici che le organizzazioni internazionali e le linee guida delle società europee di cardiologia ci danno come obiettivo, lavorando certamente sul tema della prevenzione, anche il tema della prevenzione cardiovascolare su cui la Regione del Veneto è certamente molto attiva, e ovviamente poi anche su una presa in carico adeguata che possa garantire anche qualità di vita alle persone per un loro percorso di cura il migliore possibile. La Regione del Veneto sul tema della prevenzione ha adottato il piano della prevenzione regionale 2020-2025, dedicando agli stili di vita un ampio spazio e ampie azioni, e queste certamente permetteranno a noi veneti, mettendole in pratica, di prevenire le malattie. La malattia cardiovascolare è tuttora la prima causa di morte in Italia e nei paesi occidentali. Il colesterolo rappresenta un fattore di rischio chiave nell'aumentare la possibilità che uno vada incontro a problematiche coronariche, cerebrovascolari e di malattie delle arterie periferiche. Prima conosciamo i livelli di colesterolo, prima riusciamo a prevenire, trattandoli ovviamente l'insorgenza di queste patologie. Lo stile di vita pesa nel incrementare o nel portare alterati livelli di colesterolo e in particolare di trigliceridi, che è l'altra classe di lipidi nel sangue. Dieta adeguata, povera di grassi saturi, ricca magari di grassi poliinsaturi, attività fisica adeguata contribuiscono sicuramente a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Ci sono poi situazioni in cui ci sono già patologie cardiovascolari in atto, pazienti per esempio con già infarto miocardico o problematiche cardiovascolari, in cui la dieta sicuramente e l'attività fisica rappresentano lo stile di vita adeguato una pietra miliare, ma dove è necessario ovviamente agire con degli approcci farmacologici per ridurre in maniera importante i livelli di colesterolo. Una dieta ben fatta associata a un'attività fisica ha un impatto di solito dell'8-10% sui livelli di colesterolo. La prevenzione secondaria della cardiopatia ischemica, che ancora oggi è la causa principale di morte in tutti i paesi occidentali, è fondamentale. Quello che abbiamo capito è che bisogna agire su più livelli, ma sicuramente il controllo del colesterolo è un fattore fondamentale, perché il colesterolo, quello veicolato dalle lipoproteine a bassa densità, cioè il colesterolo cattivo, è la causa della malattia aterosclerotica e quindi dell'infarto. È necessario quindi agire in maniera molto aggressiva per tenere bassi i livelli di colesterolo LDL, soprattutto nei pazienti che hanno già avuto un evento coronarico, perché sono i pazienti a più elevato rischio di avere una ricorrenza di evento. E allora bisogna agire con un supporto non soltanto dal punto di vista igienico, alimentare, esercizio fisico, ma anche farmacologico. Oggi abbiamo dei farmaci che sono sicuramente molto efficaci nell'abbassamento dei livelli di colesterolo LDL e che in qualche maniera inibiscono la produzione e aumentano la capacità del fegato di pulire il sangue dalle lipoproteine a bassa densità che veicolano questo colesterolo LDL. Questi farmaci vanno utilizzati perché il paziente con un infarto del miocardio è un paziente che può avere molte ricorrenze, molti altri eventi, e quindi la prevenzione in questi pazienti è fondamentale.